Bene, passato il turno del quarti di finale, che non nascondo che temevo, in quanto riconosco Codroipo una squadra da un buon potenziale. Mi rendo conto che abbiano avuto un percorso difficile. Queste due partite le abbiamo incontrati al completo, li abbiamo sentiti, hanno giocato con grande forza. Non sto considerando il differenziale della partita, conta di più quanta energia ci abbiamo messo nei primi due quarti e come siamo stati in partita tutte e due le squadre. Poi forse nei 40 minuti magari ne abbiamo avuto un po' di più noi come condizione, però ecco, aver vinto un quarto di finale contro, secondo me, una squadra di valore per noi è importante. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra, perché i playoff sono sempre molto delicati, dobbiamo essere concentrati, solidi mentalmente, dobbiamo capire che la prossima squadra che capiterà, a prescindere di chi sia, dovrà trovare un UBP col focus sulla semifinale, con la determinazione mostrata in queste due partite e con la capacità di avere soprattutto solidità mentale. Bene, dobbiamo andare avanti e capire che abbiamo fatto un passo importante, ma non abbiamo oltrepassato un traguardo definitivo, abbiamo altri traguardi da oltrepassare. Cosa dobbiamo dire? Prima di tutto devo ringraziare i miei ragazzi per la stagione, perché è stata una stagione che chiaramente le persone non sanno, ma è stata molto complessa, e a parte il discorso pandemia, ma per noi abbiamo avuto dei grossissimi infortuni, per cui non ci siamo mai allenati tutto l'anno, per cui non è stato facile. È stato già un grande risultato riuscirci a salvare, andare ai playoff, e abbiamo fatto sicuramente una buona partita, la prima in casa a Padova. Oggi ci abbiamo tentato e siamo arrivati dove l'energia c'era, e poi dopo chiaramente la superiorità e l'esperienza e la squadra di Padova ha dimostrato di essere più forti di noi. Pronto. Niente altro, in bocca al lupo a Padova, e speriamo di rivederci il prossimo anno, non contro Padova ma con altre squadre. Ciao ciao!